Buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Sicilia 24 Focus. Era rimasta in bilico sulla voragine, simbolo suo malgrado di resistenza, ma ieri sera anche la croce di Niscemi è crollata nel vuoto. Il terreno su cui poggiava si è sbriciolato, spostando ancora di qualche centimetro il perimetro ultimo della zona rossa. Era solo un simbolo, ma ha appesantito i cuori, aumentando la tristezza degli sfollati che solo ieri, un po' alla spicciolata, sono potuti rientrare nelle case più a rischio, quelle fra i 30 e i 50 metri, per recuperare brandelli e ricordi di una vita. Poco fa a Niscemi è arrivato il capo della Protezione Civile siciliano per la seconda volta, dopo aver ribadito già all'indomani del 25 gennaio che la frana è attiva e si muove. Allora noi ci colleghiamo con il direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, Francesco Turco, per fare un po' il punto della situazione, anche in attesa di sapere, questione di minuti, che cosa verrà fuori da questa riunione operativa con il direttore capo della Protezione Civile Nazionale Fabio Ciciliano. Allora, di certo Turco, c'è che questa frana insomma non è ferma, ma continua ad agitare i sogni, ad alimentare le paure degli abitanti di Niscemi. Sì, diciamo che il fronte franoso è quello ben delineato. È chiaro che con le ultime piogge che sono state abbondanti, chiaramente buona parte del terreno sottostante il manto stradale viene eroso e quindi automaticamente si accentua qualche piccolo crollo che comunque per definizione ci sta, che è nel naturale, diciamo, andamento delle cose. Ecco, un'altra domanda che ci siamo posti tutti è che proprio ieri erano iniziati i recuperi, abbiamo sentito alcuni degli sfollati, chi recuperava la foto della mamma morta, chi la pergamena di laurea dei figli. Ecco, adesso ci sarà una battuta di arresto oppure state organizzando per continuare con i recuperi? No, e stiamo continuando le operazioni di assistenza alla popolazione, permettendo loro di recuperare i propri beni personali, insomma gli effetti personali, che poi rientrano anche nella fattispecie di affetti, quindi anche la semplice fotografia, un oggetto, anche un giocattolo per un bambino rappresenta la quotidianità, per cui è necessario che anche i cittadini stessi possano recuperare queste cose. E noi proprio ieri avevamo iniziato le operazioni di recupero dei beni anche nella fascia che andava dai 50 metri ai 30 metri, proprio per dare diciamo, l'opportunità alle persone di poter beni. Lo abbiamo fatto mettendo in campo delle attrezzature che ci permettono di tenere sotto costante controllo la situazione degli immobili. Ecco, che tipo di attrezzature sono, senza entrare troppo sul tecnico, insomma ce lo faccia capire anche a noi. Che tipo di attrezzature sono? Ecco. Quindi praticamente facevamo, come dire, permesso alle persone di poter entrare in quella fascia dei primi 20 metri, dai 50 ai 30 metri. Anche oggi stanno continuando le operazioni di recupero dei beni, sia dai 50 ai 30 metri che comunque ai 150 metri. Ecco, forse non ha sentito la mia domanda. Tra l'altro ricordo che proprio lei ci ha accompagnato la nostra truppa all'interno della zona rossa, spiegando che comunque c'è un limite invalicabile per la sicurezza non solo degli sfollati ma anche di voi stessi che siete appunto operatori di servizio. Assolutamente, perché... Dica. Perché dobbiamo comunque lavorare in tutta sicurezza e quindi come dire, essere pronti eventualmente al primo segnale di andare via e quindi permettere anche alle persone di potersi allontanare tranquillamente. Ecco, le chiedevo prima, vediamo se adesso le arriva la domanda e se ce lo spiega in termini semplici, che tipo di attrezzature sono quelle che monitorano lo stato di sicurezza degli edifici? Sì, sono delle attrezzature che impieghiamo con i moduli specialistici USAR, Urban Search and Rescue, in praticamente ricerca di
sotto le macerie in occasione dei sisma. Sono dei puntatori laser che ci permettono praticamente tenere sotto controllo sia eventuali movimenti di edifici che anche differenze di pressioni, vibrazioni, oscillazioni nella parte della pavimentazione stradale. Quindi nel momento in cui si rileva un eventuale segnale, c'è comunque il nostro operatore in ognuno delle cosiddette sentinelle che percepisce il segnale, è in grado di interpretarlo, perché potrebbe essere pure un segnale che proviene dall'esterno e quindi non legato al fenomeno framoso, e quindi praticamente dall'allarme eventualmente, e quindi per poter allontanarci in tutta tranquillità. Inoltre abbiamo utilizzato anche i droni, e utilizziamo i droni perché diventa anche un terzo occhio dalla parte del fronte di frana che ci permette di vedere se l'erosione del terreno è continua o comunque in quel momento non avviene. Benissimo. D'accordo, allora io la ringrazio, Francesco Turco, direttore dei Vigili del Fuoco di Caltanissetta, che con grande abnegazione stanno impiegando mezzi, uomini, anche tanta voglia e tanta forza per sostenere sia nel recupero ma anche nel sostegno di tutti i giorni gli abitanti, gli sfollati di Niscemi. Una città che cerca comunque di tornare alla normalità, e la prima normalità passa anche dalla scuola. Allora noi ci colleghiamo subito con gli altri ospiti. Anna Maria Alesci, dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni Verga di Niscemi, benvenuta. Buongiorno, grazie. E con Valentina Botta, Federazione Psicologi per i Popoli, organizzazione dei volontari di Sicilia, benvenuta. Grazie. Allora, intanto Preside, diciamo che la normalità passa sicuramente anche dal rientro in classe. Ricordiamo che sono 3 i plessi che ricadono in zona rossa e la vostra scuola ha ospitato proprio questi piccoli alunni, perché per un bambino perdere la casa, perdere la quotidianità è sicuramente un trauma, almeno riprendere le lezioni gli dà un senso, come dire, di appartenenza. Quanti bambini state ospitando voi? Allora, stiamo ospitando 5 classi di scuola primaria al Plesso Mario Gori, quindi un centinaio. Poi stiamo ospitando altre 4 sezioni della scuola dell'infanzia al Plesso Bufalino, un'ottantina di bambini e forse più, anche 90. E poi abbiamo altre 2 sezioni di scuola dell'infanzia al Plesso Pirandello, ma già ci stiamo attrezzando perché nei tempi brevi ospiteremo ulteriori 2 sezioni al Plesso Pirandello, in quanto si tratta di bambini pur non, la cui scuola, pur non ricadendo in zona rossa, le mamme non si sentono al sentono sicuro. preoccupate e non si sentono al sicuro, e quindi da un incontro che è avvenuto con la dirigente del comprensivo Salerno si è divenuti a questa soluzione. Quindi nei prossimi giorni queste 2 sezioni Tra l'altro, ora torno da lei, Preside. Valentina ha sentito anche scuole che non ricadono in zona rossa, ma le mamme sono preoccupate. C'è chiaramente questa forma di apprensione. Non chiamiamola psicosi, perché per chi vive questo dramma non è una psicosi, non è un'invenzione, le case continuano a crollare. Ecco, voi come cercate di rassicurare intanto i genitori e poi vediamo anche i bambini, stargli accanto? Sicuramente i genitori hanno la loro ragione ad avere paura, ad avere preoccupazione, in ragione del fatto che sono genitori, e quindi già normalmente un genitore ha particolare attenzione ed è in una condizione anche di arousal un po' attivato, già in condizioni appunto di normalità. Figuriamoci in una condizione come questa, che crea ogni giorno e in questo momento non sa definire, come ha detto il direttore dei Vigili del Fuoco, i propri confini temporali. Come li sosteniamo? Innanzitutto con la presenza, ove possibile, nelle scuole. Noi siamo stati presenti, l'ASP, ma anche noi di federazione, i colleghi dell'associazione, insomma siamo stati presenti nelle scuole per dare intanto un sostegno di tipo psicologico, ma anche concreto
Siamo stati presenti alla riunione che è avvenuta tra i tecnici, il sindaco, i genitori, nell'ambito appunto di un determinato plesso scolastico a Niscemi. Siamo presenti sia istituzionalmente sia nel sostegno, ma anche nell'animazione ai bambini che in questo momento perdono naturalmente i loro punti di riferimento quotidiani, salvo il fatto diciamo di trovare accanto a sé gli adulti di riferimento che, come già detto, sono il perno della loro vita. Quindi sicuramente il sostegno che si dà è un sostegno a 360 gradi, tanto agli insegnanti quanto ai direttori quanto ai bambini e ovviamente ai loro genitori che in questo momento sentono il carico ancora più forte del normale, insomma dell'ordinario. Certo. Preside Alesci, naturalmente non si può fare finta di niente, come se nulla fosse accaduto. Come fate, diciamo, a far entrare anche questo dramma che vivono quotidianamente? Ne parlate in classe? Ci sono dei compiti, i bambini forse disegnano, cosa fate? I bambini, quando parliamo delle fasce più, perché noi ospitiamo, cioè, siamo un istituto comprensivo, quindi abbiamo sia i bambini della scuola dell'infanzia che della primaria che della secondaria di primo grado. Con i bambini più piccoli sicuramente parliamo dell'infanzia, soprattutto attraverso il disegno. Il disegno serve, no? Da una parte ad esternare le proprie paure, i propri anche drammi interiori, e poi con l'intervento degli insegnanti, che devo dire sono anch'esse supportate dagli psicologi che sono stati appunto messi a disposizione dall'ASP, quindi si cerca proprio di aiutarli attraverso il racconto, attraverso l'immagine, a rivivere, però cercando di aiutare a superare. E così anche alla scuola primaria. Alla scuola primaria ci aiuta anche la scrittura, perché già i bambini più grandi riescono anche, oltre che col disegno, però anche col componimento scritto, con l'esternare anche le proprie funzioni, si parte anche da lì, dal raccontare i propri vissuti. La stessa cosa poi con i ragazzini più grandi. Valentina Botta, a parte i bambini, voi tra i vari compiti che vi siete assunti c'è anche quello di scortare le persone che ne fanno richiesta nelle case, come abbiamo visto, per recuperare i propri oggetti e condividere un po' anche questo momento così complicato. Ecco, che cosa avete vissuto anche voi con loro? Abbiamo vissuto tante frane, perché la frana non è una, la frana di Niscemi sono i racconti che ne fanno gli abitanti, l'aprire la casa, abbiamo visto persone baciare, diciamo mandare dei baci anche alla propria casa andando via, così come fosse una persona, perché le persone che entrano nelle proprie case sanno che in qualche modo l'ingresso è perimetrato, anche lì lo soffrono come proprio un distacco da un'identità, la casa ci appartiene, ci rispecchia, quindi in qualche modo è questo il dolore, è questa la frana nella frana, come dire, l'emergenza nell'emergenza, e quindi cominciare a elaborare un distacco che non si sa, a meno che non si sia in area, diciamo, nera, come l'ha definita, insomma, come nel codice della protezione civile, se si potrà rientrare, se no, e come si evolverà la situazione. Quindi noi abbiamo raccolto i racconti e spesso e volentieri quelli che hanno raccontato hanno detto: dottoressa, vede, qui ci sono 15 anni di Germania, che nel nostro codice, no? Nel nostro codice Migranti che hanno familiare, nel lavorato nostro tanti anni linguaggio. fuori. Esatto, sono tanti anni di sacrifici, dottoressa lo vede, e quindi si fa veramente fatica anche a trattenere la commozione che naturalmente abbiamo, perché noi come psicologi cerchiamo di portare in salvo le emozioni, cerchiamo di portare in salvo le persone per quello che è il nostro compito, cioè attraverso l'ascolto, la condivisione, la compassione, il dare sollievo. È chiaro che non abbiamo soluzioni pratiche immediate, tecniche, perché non è questo il nostro compito, però l'ascolto mediato ci consente intanto di provare a dare insieme un senso a quello che un senso non sembra averlo. Ecco, quindi noi siamo stati presenti anche in altre zone, insomma, d'emergenza nella nostra, insomma, nelle nostre attività, e questo è un po' un leitmotiv che ritroviamo spesso quando ci troviamo a supportare la popolazione Certo. che vive questa esperienza drammatica.
Torno dalla preside Anna Maria Alesci. Abbiamo saputo di un'iniziativa di una scuola di Catania, i bambini hanno fatto dei disegni e li vogliono inviare appunto alle scuole di Niscemi per abbellire. Ecco, ne avete registrati gesti di solidarietà? Vi sentite un po' vicini Sì, a altre scuole? sì, tanta, sì, abbiamo avuto anche diciamo, un gesto simile da parte di una scuola vicina, da parte di una scuola di Gela, dell'Istituto Comprensivo Verga di Gela. Delle lettere sono state scritte dai bambini delle terze e delle quarte e a breve arriveranno anche ai nostri bambini, quindi proprio per avviare una sorta di corrispondenza tra i bambini che purtroppo hanno perso la scuola o scuola e casa insieme e questi ragazzini che sono stati appunto sensibilizzati ad essere solidali a chi appunto in un momento di difficoltà. Mi ha detto la preside che hanno anche organizzato per Carnevale una raccolta fondi, le mamme hanno comprato delle frittelle che poi rivenderanno così in maniera simbolica ai bambini appunto della scuola e il ricavato verrà devoluto sia all'Istituto Comprensivo Salerno che a Comprensivo Verga proprio per le necessità o di alcuni bambini in particolare o di ciò che Cammin Facendo potrebbe venire a presentarsi. Inoltre un altro bel gesto di solidarietà lo abbiamo ricevuto da una scuola di Trieste, abbiamo fatto un collegamento online, avevano raccolto, era una giornata finale di un service fatto in occasione della giornata per la disabilità e hanno invece deciso di devolvere quanto ricavato in parte ai ragazzini con disabilità, in parte proprio al nostro istituto comprensivo. È stato un bel momento perché i bambini da Trieste a Niscemi si sono incontrati diciamo attraverso il video e si sono ripromessi di rivedersi in altri momenti e di continuare questo scambio di emozioni, di solidarietà, perché non è tanto l'entità ma è proprio sentirsi accolti, sentire che da qualche parte c'è qualcuno che ti pensa e si mette nei tuoi panni e comincia a capire veramente quello che è il dramma che stiamo vivendo tutti. Grazie preside. Poi sappiamo che i bambini sono capaci, forse fra i primi, a rigenerarsi, Sì. a trovare qualcosa di gioia anche nelle difficoltà. Grazie Sì. Anna Maria Alesci. Valentina, velocissimamente un'ultima battuta. Io penso che in questo momento dobbiamo fare il più possibile per supportare la popolazione, dobbiamo essere presenti, così come ha detto la preside, con questi gesti importanti, non lasciare sola questa popolazione che è una popolazione orgogliosa, vigorosa, che sta lottando e noi come psicologi soprattutto dobbiamo tutelare il bene più grande che è sicuramente la salute mentale, la lucidità è ciò che ci consente di andare avanti sia per la popolazione ma anche per i volontari che stanno facendo un lavoro incredibile, per gli insegnanti che stanno facendo un lavoro incredibile, quindi mantenere questa rete fortissima e avere la capacità di comprendere ciò che sta succedendo, perché a volte questa capacità può essere insomma minata alla base da tutto ciò che vediamo, quindi dobbiamo mantenerci centrati insomma su ciò che stiamo osservando, Certo, quindi e qua mantenerci sempre basate e mantenere in salvo le emozioni sempre, perché e quelle qua dico ci aiutano anche appunto i professionisti come voi. Allora grazie anche a Valentina Botta, Federazione Psicologi per i Popoli, un'organizzazione di volontari della Sicilia. Ci fermiamo, adesso c'è una pausa per la pubblicità, ma torniamo per parlare di un altro simbolo di Niscemi, quella biblioteca sospesa proprio in bilico sul precipizio. A tra poco. E allora, in bilico su quelle dirupo non ci sono soltanto le case, non c'era soltanto quella croce che era diventata simbolo di resistenza, non c'erano soltanto le auto, alcune delle quali sono cadute, c'è anche un altro simbolo di Niscemi, una biblioteca, 4.000 volumi, la vedete, è proprio quella nel cerchio rosso che si affaccia proprio, vedete, sull'angolo della frana. È una biblioteca che racchiude 4.000 volumi che custodiscono la storia di Niscemi e c'è una battaglia contro il tempo, quella della famiglia Pisa Alberghina per salvare la biblioteca dello storico Angelo Marziano. Allora in collegamento abbiamo Giuseppe Alberghina appunto della famiglia. Benvenuto.
Grazie, buongiorno. Allora, grazie di essere collegato. Allora, la vostra appunto è una battaglia contro il tempo per salvare questo patrimonio ricco che racchiude proprio la storia di tutta la città di Niscemi. Sì, fin dalla prima settimana, diciamo, abbiamo sentito il bisogno di lanciare questo appello alle istituzioni proprio per far sì che un progetto che era già nato nel 2025, negli ultimi mesi del 2025, non fosse completamente fermato dal disastro, diciamo, che ha investito la città di Niscemi. Quindi la speranza è ancora quella di poter realizzare questo progetto che appunto ha una storia dietro, non nasce oggi, nasce da quando comunque l'eredità di Angelo Marsiano è arrivata a noi come famiglia, l'eredità materiale e spirituale, e poi con risorse private, quindi con le risorse di cui avevamo a disposizione, sia in termini di tempo sia in termini di disponibilità di spazi, abbiamo cercato sempre più di rendere questo materiale più accessibile e disponibile alla città. Diciamo che il vostro ascendente, il vostro avo Marsiano, ricercava negli archivi siciliani e mandava anche a cercarli a Roma, a Malta, a Napoli, le radici della città, spiegando l'etimologia del nome. Qual è qualche chicca che conservate in quegli scaffali così a rischio? Allora, appunto, Marsiano era principalmente uno studioso, era un autodidatta, uno storico, quindi cercava, raccoglieva, stava con sé, quindi lui è stato fautore di tante iniziative a Niscemi, dall'Archeoclub al Centro di Promozione Culturale al WWF, quindi quello che caratterizza il fondo librario, l'archivio marsiano, è la varietà dei temi. Abbiamo raccoglitori sulle specie autoctone di Niscemi dal punto di vista di flora, ma anche libri donati a lui da scrittori niscemesi con dediche di cui ci sono poche copie, e poi c'è tutta una sezione di linguistica, storia e cultura siciliana, quindi non solo di Niscemi ma di tutto il territorio. Ecco Giuseppe, tra l'altro c'è stata questa sorta di beffa perché nel 2026 ricadeva proprio l'anno del centenario della nascita di Marsiano, i 400 anni dalla fondazione di Niscemi, ed era l'anno in cui voi avevate deciso di proprio far partire il progetto di catalogare tutto questi beni, questi libri, per trasferirli in una casa museo in un'altra zona della città, e però non avete fatto in tempo. Insomma, sa un po' di beffa, vero? Allora, sicuramente c'è un po' di amarezza sulla tempistica e sugli eventi di cui siamo stati investiti. Fortunatamente abbiamo avuto comunque un appoggio istituzionale e una vicinanza di tantissime persone che neanche conoscevano Marsiano, però hanno subito capito l'importanza del capitale culturale a rischio. Quindi in realtà la nostra speranza appunto è che l'anniversario, il 100° anniversario, che è il 19 febbraio del 2026, quindi 100 anni dalla nascita, sia ancora una data importante. Magari non faremo le celebrazioni che avevamo pensato, perché il clima è sicuramente quello non di una celebrazione in felicità, ma cerchiamo comunque di mantenere la memoria, appunto, forti di questa vicinanza anche istituzionale e culturale che abbiamo avuto. Quindi in realtà con vari soggetti di Niscemi, compatibilmente con tutto quello che sta succedendo, non vogliamo mollare completamente, e quindi anche se abbiamo subito questa beffa come è stata descritta, vorremmo trovare la forza di reagire. Tra l'altro il vostro appello, ma cito solo un esempio, è stato raccolto da Pistoia, che quest'anno è capitale del libro e che ha avviato fra l'altro una raccolta fondi e che farà di tutto per sostenervi. Sì, allora appunto noi abbiamo sempre posto l'accento sulla questione senza sapere quale fosse la soluzione tecnica. Noi da cittadini, da eredi, abbiamo posto la questione della necessità di tutelare. Ora poi noi come cittadini chiediamo
e alle istituzioni abbiamo chiesto una risposta, stanno arrivando alcune risposte. Capiamo benissimo la situazione tragica. Sì, perché guarda, rivediamo insieme con la regia dove si trova questa casa, che era ovviamente una casa disabitata. Ecco, lo vedete, si sta entrando... Purtroppo non era una casa disabitata, era la casa di famiglia piena di tutta una serie di beni. Era la casa che consideravamo più sicura, infatti abbiamo inserito tutti i beni librari preziosi lì dove appunto viveva la mia famiglia, e dal 97 in poi appunto è stata considerata una casa assolutamente abitabile e antisismica, quindi sulla carta eravamo i più garantiti. Eravate tranquilli. Però l'abbiamo vista, adesso si trova proprio sull'orlo, quindi giustamente dicevi tu, noi non sappiamo se esistono dei mezzi tecnici, naturalmente nessuno può mettere a rischio la propria vita, non ci riguarda se esistono dei mezzi tecnici per salvare questo patrimonio. Ci sarà la sovrintendenza che tra l'altro ha fatto un sopralluogo, l'assessore alla cultura se ne sono occupati e nell'interesse di tutti vedremo se ovviamente si potrà... C'è stata una risposta molto significativa sia culturale che istituzionale, di questo siamo grati, deve essere chiaro. Aspettiamo lo svolgersi degli eventi e noi siamo pronti a fare la nostra parte e a continuare tutte le attività culturali che ci eravamo proposti, ovviamente compatibilmente con quello che si potrà fare. E quindi noi speriamo tutti che ancora questo progetto di una sorta di casa della memoria per Niscemi, proprio sulle tracce dello storico Marziano e dei suoi eredi Alberghina, possa andare avanti. Allora Giuseppe, ti ringrazio, c'è qualcos'altro che vuoi dire in conclusione? Sì, volevo solo dire che nella sfortuna, questo evento ci ha fatto capire appunto l'interesse per il patrimonio culturale, ma ha sollevato anche un caso nazionale, per questo c'è stata poi così tanta ripercussione sull'importanza dei beni culturali, ma anche sulla fragilità del sistema attuale di conservazione dei beni culturali. Quindi nella sfortuna stiamo capendo che non siamo soli. E si sono accesi questi riflettori. Grazie Giuseppe Alberghina e la sua famiglia della Biblioteca Marziana. Noi ci fermiamo qui, grazie a tutti per averci seguito e a tutti un buon pomeriggio.